Finisce il countdown e sono subito festosi e gioiosi i fuochi di Prato della Valle ad aprire il 2019. Padovani ancora una volta numerosi per l'evento di piazza organizzato dal comune. Come ogni anno, a riscaldare l'attesa fino alla mezzanotte, gli artisti di Radio Company, il cui show è continuato fino alle 2. Debutta nella manifestazione di Capodanno lo spettacolo di laser e videomapping sulla parete del Foro Boario, che insieme ai consueti botti hanno tenuto per una ventina di minuti i padovani col naso all'insù. Sul piano della sicurezza, Prato chiuso dalle 19 con i New Jersey e presidiato dalle forze dell'ordine per prevenire problemi di ordine pubblico ed evitare fenomeni di spaccio. Vietate le bottiglie di vetro e le lattine in Prato e nelle vie adiacenti. Non vietato il possesso delle bombolette al peperoncino vista la conformazione dell'area. È giunto il momento dei voti. Il videomapping, novità di quest'anno, non è stato assolutamente apprezzato. Piccolo e poco brioso, in molti non si sono neppure accorti di cosa stava accadendo. Lanterne cinesi e bottiglie di vetro, nonostante i controlli, continuano ad entrare di prepotenza e numero nell'area, segno che in questa tematica c'è ancora molto da fare. Altro problema che quest'anno ha particolarmente afflitto la piazza è stato quello dei botti portati dai padovani. In troppi casi non semplici fontane, ma razzi, torte e raudi rischiosi da far esplodere con così tanta gente intorno. E per ultimo, ma importante come nessun altro, lo spettacolo piromusicale, quest'anno rimandato secondo i presenti, troppi spot vuoti, poco sincro e soprattutto troppi pochi fuochi. Sfisher Channel News, Padova.